Si tornasse allora col Fogolar Civic come dal 2015 su queste piazze di Udin, il forum delle nostre città, per riguardare un alc che non si unisce in maniera un'evore strette alla Maria Aquilea. Ho cominciato dal 2015 a riguardare su queste piazze e sotto di queste statue che è da noi udinese le clamin Floreani e la statua di Hercule, ho a chi a riguardare anche quest'anno la mari di tutte le resistenze popolari furlanis de storia. Anche dal 238 a Aquilea, la int di Aquilea che parli sarmis, quindi dal più potente esercito dal mondo, l'esercito imperiale romano, dall'imperatore Massimino di Trace, e ha tenuto bot, queste int ha tenuto bot dimostrante al mondo di quei teams che anche la int non mole par da bon e arriva par da bon qualche volta anche a vincere. Un insegnamento importante per noi dal DDV che anche no si capisce si chiatin in mille occasioni con la necessità di affrontare dai nemici potenze e prepotenze che non schiacchi i capesi sulla nostra vita e sulla nostra serenità. E allora, perché in queste giornate, questa è la giornata di San Juan, una giornata che cristianizzata e è stata intitolata al grande Battista, naturalmente di tradizioni evangeliche, ma che ben prima erano feste pagane e erano feste che si collegavano anche alla figura del dio Belen, il dio celtic di questi sbandis e di una buona parte dell'Europa continentale, che era il dio dell'Us, il dio della luminosità, il dio del Fuc, il dio dell'Us de Aghe, il dio de Aghe anche. Allora Aquilea, la città de Aghe, la città de Sagis, erano i centri europei di queste divinità, e queste divinità devono essere combattute secondo la tradizione sugli muri di Aquilea per fermare la prepotenza dell'esercito imperiale romano. Imparin delle nostre storie, in particolare in quest'anno che sono vot sequi de città di Udin e nessun partendo dal comune di Udin ha anche pensato di fare feste, ma soprattutto di ragionare su queste importanti schiadizie delle nostre coscienze civiche. Magari così no.